ha ritratto fuori dal set i personaggi più celebri del dopoguerra, star hollywoodiane, registi internazionali, dive di casa nostra. Le più belle e i più conosciuti si sono fatti immortalare almeno una volta dall'obiettivo di Chiara Samugheo. L'atmosfera è sì quella della dolce vita, ma Chiara Samugheo, la più importante fotografa italiana del dopoguerra, oggi come allora guarda con un certo disincanto a quel mondo patinato delle riviste che pure l'ha resa celebre nel mondo. Nei suoi scatti, all'attivo sono oltre 165.000, ha immortalato le maggiori star internazionali, registi, attori, dive hollywoodiani e le più belle attrici di casa nostra, da Sofia Loren a Monica Vitti, da Claudia Cardinale a Gina Lollobrigida, da Silvana Mangano a Stefania Sandrelli. Una generazione di stelle che lei ha accompagnato nell'ascesa, trasformando la loro bellezza in anima e personalità, senza pregiudizi ma cogliendo le qualità nascoste, la loro vera essenza. Facevo 2 o 3 servizi alla settimana come freelance e quindi sono diventata la fotografa, ho lanciato le dive. Sofia era nessuno, la mamma ti prego, abbiamo bisogno di aiuto. E gli ho fatto le prime fotografie, a lei, a Mango, cioè gli ho fotografato che erano assolutamente nessuno. Originaria di Bari, Chiara Paparella, in arte Samugheo, arriva a Milano nei primi anni 50, dove inizia giovanissima a frequentare l'ambiente intellettuale di Enzo Biagi, Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini e Giorgio Strehler. È proprio a Milano l'incontro che cambierà il suo destino, di donna e di vita, a cominciare da quella singolare scelta di chiamarsi Samugheo, portando per sempre la Sardegna nel cuore e nel mondo. Mi sento molto, molto legata alla Sardegna. Ho avuto come compagno di vita un sardo, Pasquale Prunas, importante, una persona straordinaria, che è stato il mio pigmalione. Sono diventata quello che sono perché ho vissuto con lui, ho avuto una vita straordinaria con lui. E mi ha trovato il nome lui, perché il mio nome non mi piaceva, lui anche, non piaceva neanche a lui. Abbiamo visto su una cartina geografica della Sardegna quale fosse con Chiara Cagliari, Chiara Sassari, Chiara Samugheo. E ho preso questo nome. A Samugheo hanno saputo questa cosa. E mi hanno chiamato, mi hanno fatto cittadina onoraria dandomi un costume. Tra l'altro è stato carinissimo. Il mese scorso sono stata a Samugheo, il sindaco voleva incontrarmi, e sono stata a casa della Urlu. E il papà mi dice, signora, lo sa che mia madre ha ricamato il costume che gli hanno regalato per quando gli hanno dato la cittadinanza di Samugheo. È stata una cosa abbastanza divertente e emozionante. Un legame, quello con la Sardegna, nato tanti anni fa e curato gelosamente, a dispetto anche della lontananza e del suo essere cittadina del mondo. I sardi sono amici incredibili, sono anche molto nemici, se sono nemici lo sono sul serio, ma hanno dell'amicizia straordinaria per la vita veramente. A dimostrazione del suo amore per la nostra isola e per i sardi, in questi giorni la Samugheo è Iglesias, ospite e madrina dell'evento Arte per la Vita, rassegna nazionale itinerante con le opere dei migliori giovani talenti che si stanno formando nelle accademie di belle arti di tutta Italia. Sono grata al mio amico Stefano Cherchi, a Giampiero Maccione, che mi hanno invitata, hanno voluto assolutamente che io intervenissi e con gioia l'ho fatto perché hanno una vita e loro hanno fatto partecipare le accademie di tutta Italia attraverso la donazione di quadri di queste accademie. E c'è stato l'altro giorno una grossa mostra qui di questi quadri, un testo mio anche su, hanno fatto un catalogo con tutte queste fotografie di questi quadri e un mio piccolo testo. Ancora oggi, quando conserva intatta la bellezza dei suoi anni migliori, riesce a focalizzare l'anima delle persone, a posare gentile il suo sguardo obiettivo su volti ed espressioni, raffinata e naturale, priva di artifizi e di trucchi, per dimostrare che gli scatti e le fotografie non sono della macchina, ma della testa, dell'occhio e soprattutto del cuore. Mi meraviglio quando mi chiedono, che macchina hai? La macchina? È una scatola. Cosa vuol dire la macchina? Ma se tu non riesci a dimostrare, la macchina scatta, cioè è un fatto meccanico, tecnico, non mi dice niente, non mi fa niente, una vale l'altra per me, credimi. C'è stato un fotografo che ha detto che io quando a 7 anni mio papà mi ha regalato una Leica e io ho pianto. Ma giuro che non ho mai avuto, che macchina usi, qual è? Conta, avevo l'Assemblad perché era una macchina tecnicamente ben fatta, la Leica perché ha gli obiettivi
molto buoni, ma la macchina è niente. La fotografia deve emozionare, deve darti delle sensazioni, deve darti delle emozioni, altrimenti non serve a niente. La notte tu mi fai impazzire. Premiando la fotografa Chiara Samugheo, di fronte ai colleghi che le puntano contro le macchine si sente straordinariamente impacciata.